Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Il no al ponte sullo stretto infiamma il dibattito politico e non solo, dubbi sui costi effettivi interamente a carico dello Stato senza investimenti dei privati. Il governo vuole comunque andare avanti, la Meloni parla di invasione di campo dei giudici, Salvini risponderemo ai magistrati punto per punto. A Messina intanto festeggiano il no ponte e annunciano una nuova manifestazione il 29 novembre, oggi la conferenza stampa per ridefinire le nuove battaglie. Manlio Messina all'attacco contro il presidente della regione. Se Schifani si ricandida, scrive l'ex deputato di Fratelli d'Italia, mi candiderò personalmente contro di lui. Si faceva chiamare Dottor B come nelle fiction e aveva un discreto numero di pazienti che si rivolgevano a lui per ritocchi estetici, filler, trattamenti, rinofiller, ma in realtà era uno studente universitario che si spacciava per medico. Il Codacons ha presentato un esposto alla procura. A Palermo cortocircuito sulla sicurezza, le zone rosse, prima invocate per serate in sicurezza, ora contestate da commercianti e titolari di pub. C'è il deserto, lamentano, replica piccata del sindaco La Galla. Dalla regione a Catania meno fondi di Maletto, 693.000 euro all'anno nel comune delle Fragole, meno di 8 nella città etnea. Le reazioni degli amministratori catanesi, sappiamo come rimediare a certe stranezze. Calcio, Torre del Grifo e del Catania, in attesa di comunicazione ufficiale e in assenza di offerte migliorative dopo la gara vinta dal club rosso-azzurro. La squadra intanto prepara la trasferta di domani a Caserta, la diretta in chiaro domani sul Telecolor. Finito il percorso in Coppa Italia del Trapani, i Granata escono sconfitti dal Viviani di Potenza contro il Sorrento. Dopo l'1-1 dei 90 minuti regolamentari la gara si è chiusa 5-4 per i campani ai calci di rigore. Bentrovati. Dunque il governo nazionale, dopo lo stop al ponte sullo stretto, vuole andare comunque avanti. Si cerca una soluzione giuridica per proseguire, ma bisogna aspettare le motivazioni, le reazioni della politica, sempre accese tra favorevoli e contrari. Luca Ciliberti. Il ponte si farà. Ne è convinto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione di governo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Vice Premier Antonio Tajani, convocata immediatamente dopo la decisione della Corte dei Conti che ha negato il visto di legittimità della delibera del CIPES, di fatto bocciando l'opera. La linea del governo è quella di attendere i 30 giorni per leggere le motivazioni dei giudici della Corte e rispondere punto su punto a tutte le richieste di illegittimità. Il ministro Salvini è sereno. Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri a novembre, invece partiremo a febbraio, ha detto. Nel frattempo, annuncia, abbiamo calendarizzato i prossimi passi su come intendiamo andare avanti, mettere in sicurezza in manovra i fondi necessari all'opera che siamo determinati a portare avanti. Anche con il parere negativo della Corte dei Conti, infatti, il governo può decidere di andare avanti con il progetto secondo la legge. In caso di rifiuto di registrazione da parte della Corte dei Conti, può chiedere un'apposita deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri può ritenere che l'atto risponda a interessi pubblici superiori e debba avere corso. A questo punto, però, la Corte dei Conti si pronuncia a sezioni riunite. Queste, qualora non ritengano venute meno le ragioni del rifiuto, ordinano la registrazione dell'atto e vi appongono il visto di riserva. L'atto registrato con riserva ha piena efficacia, ma può dare luogo a una responsabilità politica del governo, spiega la Corte dei Conti. Ma di fatto il ponte da sempre divide. Salvini a caldo ha parlato di scelta politica dei giudici della Corte, Meloni parla di atto di invasione della magistratura, agitando la riforma della giustizia come soluzione definitiva. Durissime le opposizioni. PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle parlano di uno schiaffo alla propaganda del governo, di stop a un carrozzone e di una maggioranza che invoca complotti immaginari per nascondere i propri fallimenti. A Messina la conferenza stampa già convocata dai No Ponte per annunciare una nuova manifestazione il 29 novembre è diventata un'occasione di festeggiamento, ma anche di riflessione per nuove iniziative, come ci racconta Francesco Triolo. Il 29 novembre il popolo No Ponte torna in piazza a Messina. Lo farà a forte del giudizio della Corte dei Conti che ha rispedito indietro con parere negativo il progetto definitivo del ponte sullo stretto. Una decisione che ha rinvigorito i contrari all'opera e così la manifestazione già programmata per fine novembre diventa quella dell'orgoglio. Si presenta una grande manifestazione nazionale di festeggiamenti.
Lo so, sembra troppo presto gridare alla vittoria, però è la prima volta dopo tanto tempo che riusciamo, a far sì che un ente terzo possa esprimersi sul ponte. Finora hanno giocato facile, hanno avuto pareri favorevoli di enti governativi o di nomina governativa. Questa volta, per la prima volta, appena hanno avuto un ente terzo, il progetto si è bloccato. Se fanno una forzatura governativa così forte, la Corte dei Conti mi dice non va bene, ma io non me ne importa nulla di quello che dice la Corte dei Conti e vado avanti ugualmente. Il 29 di novembre dobbiamo essere in tantissimi per dirgli che noi siamo in uno Stato democratico e non accettiamo questo tipo di forzature. Sottolineato più volte come il parere della Corte dei Conti è quello di un organo terzo, non politico, quindi vale di più, ma questo passaggio non rappresenta però una pietra tombale. Ma guarda, la Corte dei Conti è un organo così importante, costituzionale, che non entra nel merito politico, ma chiaramente ha un altro ruolo. La cosa terribile è la reazione a caldo di Salvini e della Meloni, che chiaramente questi organi sono di intralcio al loro cammino. Attacco a gamba tesa di Maglio Messina. Desidero essere chiaro con tutto il centrodestra. Se Renato Schifani si ricandida, io mi candiderò personalmente contro di lui. A scriverlo in un post è l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Maglio Messina, che ricorda il patto tra Forza Italia e Lega, secondo cui l'uscente non si sarebbe ricandidato. Le fughe in avanti di Schifani rappresentano solo il tentativo di blindare una posizione di potere. Andiamo a Catania, dove è stato scoperto un finto medico estetico che pubblicizzava sui social interventi a basso costo, ma Dottor B, così si faceva chiamare, era uno studente di medicina, l'esposto del Codacons per esercizio abusivo della professione. Giusy Lazzaro. I prezzi erano più che convenienti, i ritocchini di labbra, rughette e persino della gobba sul naso erano a portata di tutti, ma la truffa era servita. A operare gli interventi estetici era un catanese al secondo anno di medicina, a suo dire, che aveva messo su un ambulatorio abusivo a casa, dove trattava i pazienti con punturine e cerotti. E dire che i clienti non mancavano al dottor B, così era conosciuto sui social. La segnalazione arrivata al Codacons ha fatto scattare un esposto da inviare alla procura per esercizio abusivo della professione, lesioni e truffa. In una nota il Codacons mette in guardia sulla crescente diffusione di attività sanitarie abusive promosse sui social che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e un inganno ai danni dei cittadini. È ancora aperta l'inchiesta dopo la morte della 22enne Margaret Spada di Lentini, che aveva scelto su TikTok l'ambulatorio privato a Roma dove fare la rinoplastica. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e indagato i 2 medici che avevano operato. Andiamo a Palermo, dove l'obiettivo sicurezza diventa controverso. Prima slitta l'assunzione dei nuovi 100 vigili urbani, ora arrivano le lamentele da parte dei commercianti e titolari di pub nelle zone rosse. Adesso c'è il deserto, dicono. Non manca la replica piccata del sindaco La Galla. Marco Gulla. Il bilancio consolidato in aula al Consiglio Comunale di Palermo slitta per mancanza delle partecipate e conseguenzialmente slittano anche altre misure intrecciate, come l'assunzione dei 100 vigili urbani di Palermo. In un momento decisamente delicato per il capoluogo in termini di sicurezza, l'assunzione di altri 100 vigili urbani diviene fondamentale, ma come sempre burocrazia e stallo politico rallentano l'iter. E intanto ancora polemica sull'istituzione delle zone rosse in città. Da un lato ci sono commercianti e titolari di pub che puntano il dito contro l'amministrazione comunale sostenendo che le zone rosse allontanano i clienti, rendendo questi centri di movida ormai dei veri e propri deserti commerciali. Dall'altro c'è invece la replica del sindaco Roberto La Galla. Sono veramente preoccupato ogni giorno che non si levi una lamentela. Non c'è giornata senza lamentele. È chiaro ed evidente che ogni intervento produce, come è naturale, un'azione produce una reazione, quindi ogni scelta ha il suo rovescio della medaglia, ogni acquisto in sicurezza ha il suo prezzo in termini di incremento della vigilanza.
La strage di Casteldaccia, chiuse le indagini, 6 persone e 2 società indagate per la morte di 5 operai. La Procura di Termini Imerese ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio a 6 persone e a 2 società, tra cui l'AMAP, la municipalizzata che gestisce la rete idrica a Palermo, per la morte dei 5 operai deceduti il 6 maggio a Casteldaccia mentre lavoravano all'impianto fognario. Contributi ARS, la piccola Maletto batte Catania. L'assessore Parisi dice è una classifica parziale. La regione siciliana ha già finanziato 50 milioni di euro per la nostra zona industriale. Sentiamo Tonio De Mana. Stanno cambiando il volto di Catania i fondi europei, ma è dall'ARS e quindi dalla regione che arrivano brutte notizie e pochi contributi, tanto che la città etnea è battuta persino dalla piccola Maletto, conosciuta per le fragole ed ora per aver intercettato tanti soldi, 90 volte più di Catania. La notizia però non preoccupa più di tanto l'assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, che spiega così. Bisogna poi leggere i numeri e quantificarli, però è anche vero che ad esempio se parliamo di fondi regionali, la Regione ci ha finanziato 50 milioni di euro alla zona industriale su una dotazione di 100 milioni su tutta l'isola, quindi poi ovviamente dobbiamo raccontare questi numeri. È chiaro che poi ci sono dei numeri che vanno un po' in controtendenza, vanno analizzati per bene, però dico non siamo messi male neanche noi. Ma è una sorta di compensazione allora? No, questa è una strategia che è stata messa in campo con il sindaco, più volte siamo andati a Palermo con l'assessore Tamaio e ripeto è una cifra importante, tra l'altro a breve partiranno i lavori anche lì, quindi diciamo la regione ha fatto anche la sua parte con Catania. Restiamo a Catania, dall'anonimo cemento al verde, rinasce così piazza Turiferro, gioiello incastonato nel centro storico. Il sindaco trentino: innamoriamoci di questo luogo per far ripartire la città. Tonio De Mana. Il sindaco trentino che passa, sorridente sotto l'impianto di nebulizzazione. Tanto verde attorno, nuovi arredi ed un moderno impianto di illuminazione. Eccola, la rinnovata piazza Turiferro, storicamente conosciuta come piazza Spirito Santo. Da cemento ed asfalto di un'anonima area di parcheggio, peraltro scarsamente curata, ad un gioiello incastonato nel centro storico di Catania. Un motivo di vanto per il sindaco trentino. Pensiamo a cos'era questa piazza fino a un anno fa. Era culla di degrado, di insicurezza. Adesso guardiamola e cerchiamo di innamorarci tutti quanti, perché solamente attraverso un innamoramento noi concittadini possiamo esprimere il nostro desiderio di far ripartire la Catania. L'intervento, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, originariamente previsto con fondi PNRR, successivamente garantito dal governo nazionale attraverso altre linee di finanziamento comunitario, ha rigenerato la piazza coniugando tradizione e modernità. Bella è bella, accogliente è accogliente, ma c'è un ma, ed arriva direttamente dalla gente. Speriamo che duri e che questo verde possa essere mantenuto e non trovare le bottiglie rotte come ogni mattina davanti ai negozi. La piazza è molto bella, effettivamente era da tempo che non si vedeva una cosa così meravigliosa, però speriamo che duri, perché io ho l'impressione che a giorni ne vedremo delle belle. Speriamo che i nostri intervistati vengano smentiti. Questo lo vedremo sicuramente nel trascorrere dei giorni. Adesso andiamo al meteo, perché per domani è prevista un'allerta gialla in tutta la Sicilia. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato l'allerta con piogge previste da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio temporale sui settori orientali, sparse anche a carattere di rovescio temporale sui restanti settori. I mari saranno da molto mossi a mossi, anche sullo stretto di Sicilia. Andiamo ad Agrigento. In via Dante migliaia di litri di acqua si perdono ogni giorno lungo la strada tra l'indifferenza generale. I residenti hanno segnalato più volte il dissesto, ma non è mai intervenuto nessuno. Un paradosso in una città che vive tra turnazioni e crisi idriche. Davide Sardo. Segnalazioni ignorate, nessun intervento. Da oltre 3 mesi migliaia di litri d'acqua scorrono ogni giorno in via Dante ad Agrigento. Un flusso continuo che bagna marciapiede e strada, mentre AICA, l'azienda idrica comune agrigentini, gestore del servizio idrico, non interviene. L'acqua scorre senza sosta, rovina l'asfalto già precario e crea pericoli per chi cammina o passa in moto.
Il marciapiede resta costantemente bagnato e in alcuni punti si formano vere e proprie buche. Gli abitanti della zona hanno segnalato più volte il guasto, telefonando e inviando PEC, ma nessuno è mai venuto a riparare la perdita. In una città che affronta turnazioni, crisi idrica e disagi quotidiani, vedere l'acqua scorrere via per mesi è un paradosso che fa rabbia, uno spreco che non si può accettare, soprattutto in un territorio dove molte famiglie restano senza acqua per giorni. Non è un caso isolato, ma è il segno di una manutenzione assente e di risposte che non arrivano. Le famiglie continuano a pagare bollette salate, mentre l'acqua si perde in strada tra silenzio, incuria e indifferenza. Da un'emergenza all'altra, quella abitativa, che si intreccia a Palermo anche con la povertà. Una donna è costretta a vivere in auto dopo essere stata sfrattata. Per essere accolta in un istituto o in una residenza sociale dovrebbe però rinunciare al suo amato cagnolino. L'ha incontrata Marco Gullà. Con la pensione e reversibilità mi toccano 614 euro e se pago la casa non posso mangiare. Lei si chiama Antonina, ha 63 anni e da circa 2 mesi vive nella sua auto a Palermo. Non può pagare casa, è stata sfrattata e al momento non ci sono alternative perché per essere accolta in un istituto o una REMS dovrebbe rinunciare al suo amato cagnolino. Una che non c'è mai passata a vivere questa situazione da incubo. Cioè, non ci avrei mai creduto. Una vita dignitosa la sua, poi la morte del marito ha stravolto tutto e allora la decisione di vivere in auto. Ed ecco qual è il momento peggiore della giornata. La sera, quando ci sono tutte le autoambulanze che passano di qua, che non riesce a dormire. Considerando anche il fatto che siamo alle porte del prossimo inverno e comunque non dovrebbe esistere nel 2025 una condizione di questo tipo. Per cui noi quello che chiediamo all'amministrazione comunale tutta, quindi da abitare sociale ai servizi sociali, chiediamo di lavorare per andare a modificare questa strettoia. Mio marito lavorava e io campavo benissimo, non mi mancava niente, la casa pagavo, tranquilla. Oggi signora, un'altra giornata che inizia, come la passerà, come la trascorrerà? Non lo so, tra poco vado a comprare qualche panino perché devo pure mangiare, sia io che Molly, e poi non so. Adesso una brutta storia che arriva da Ragusa, picchia la figlia, la bimba già costretta dalla madre alcolizzata a occuparsi della sorellina più piccola, racconta poi tutto alle maestre che denunciano la donna. Ora la madre ha il divieto di avvicinarsi alla bambina. Vediamo. Picchia la figlia piccola a Comiso, in provincia di Ragusa. Per questo motivo una donna di 34 anni originaria della Colombia è indagata per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Per la mamma è scattato il divieto di avvicinarsi alla bambina. La misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa scaturisce dalla denuncia di un insegnante che aveva notato nell'alunna un insolito stato di trascuratezza. La piccola, sollecitata dalle maestre, ha raccontato di non vivere in un clima sereno, poiché è costretta a subire dalla madre, consumatrice abituale di alcolici, continue vessazioni e minacce e di doversi sempre occupare della sorellina ancora più piccola. Circostanze poi confermate anche dalla nonna della minore. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha richiesto e ottenuto l'applicazione della misura cautelare. Misura che è stata poi emessa dal giudice per le indagini preliminari ed eseguita dal personale della squadra mobile di Ragusa. La bambina è stata affidata alla nonna paterna e sarà seguita dai servizi sociali competenti. Ci fermiamo adesso per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio. Il centro sportivo di Torre del Grifo e del Catania, in assenza di offerte migliorative dopo la gara vinta dal club rosso-azzurro, in attesa della PEC ufficiale di aggiudicazione. La squadra intanto prepara la trasferta di Caserta, come ci racconta Marco Carli.
Torre del Grifo e del Catania, in attesa della PEC ufficiale della curatela ed in assenza di offerte migliorative rispetto ai più di 5 milioni e mezzo con le tasse con cui il club rossazzurro si era aggiudicato la gara 7 giorni fa nella corsa sul filo del tempo e dei rilanci con la società Aurora. Dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte della curatela, ci sarà la procedura di vendita effettiva del bene con il Catania che entro 120 giorni dovrà presentare il saldo di 4 milioni e 900 mila euro. Il primo passo della società Etnea sarà quello di chiedere alla curatela la possibilità, nelle more dell'atto di trasferimento, di lavorare per il ripristino dei campi in erba naturale. Intanto la squadra si prepara al match con la Casertana che andrà in scena venerdì alle 20:30, diretta su Telecolor in chiaro a partire dalle 19:30. Toscano, come detto in conferenza, tante alternative, 2 per ruolo. Forse l'unica parte in cui mancano è sugli esterni, soprattutto dopo l'infortunio di Raimo, e la società avrebbe individuato proprio in quella zona del campo un intervento sul mercato a gennaio per dare alternative a Casasola e Donnarumma. Il mercato è lontano però. La Casertana, squadra valida che ha fatto un buon avvio di campionato, è invece vicinissima. Toscano, che confida molto sulle alternative già in rosa, dovrebbe però insistere sull'11 di partenza visto nelle ultime gare, tappa importantissima per il tecnico, quella del Pinto. Io ho detto ai ragazzi pure di togliere il file delle 2 partite in casa perché bisogna inserire un altro file, sarà un'altra gara diversa. E noi dobbiamo arrivarci pronti per affrontare, perché sarà una partita tirata anche questa, e noi dobbiamo esprimere il nostro massimo potenziale che abbiamo. E a proposito del Catania c'è una notizia dell'ultima ora, perché durante l'allenamento odierno Salvatore Aloi ha riportato un trauma contusivo. Il centrocampista non è stato dunque convocato e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Passiamo al Trapani che esce dalla Coppa Italia eliminato dal Sorrento che supera i Granata ai calci di rigore. Sentiamo il servizio di Cammarasana. Fatali calci di rigore al Trapani nel secondo turno della Coppa Italia. La squadra granata esce di scena da una competizione sulla quale puntava molto la società del presidente Antonini. Sul terreno di gioco del Viviani di Potenza ha avuto la meglio però il Sorrento, più preciso nella lotteria dei calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1. Meglio i Granata nel primo tempo, anche se il loro gioco è apparso piuttosto lento e compassato. A sbloccare il risultato un calcio di rigore trasformato al 36esimo da Vasquez, ma al 45esimo arriva il pareggio del Sorrento. Stramaccioni commette fallo su Sabatani e l'arbitro concede il rigore. Galeotti respinge il tiro dal dischetto di Schaub, ma sulla ribattuta Sabatani di testa spinge la palla in rete. Meglio il Sorrento nella ripresa, che ha anche qualche buona occasione per portarsi in vantaggio. Trapani pericoloso solo nei minuti di recupero. Si va così ai rigori. Per il Trapani vanno a segno Grandolfo, Celeghen e Fischnaller, ma Benedetti e Canotto si fanno parare i rispettivi calci di rigore e così a far festa il Sorrento. Scricchiola a questo punto la panchina di Sasà Aronica. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, a tra poco. Bene, ritorniamo in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora per questa edizione, dunque è tutto. Grazie per essere stati con noi, da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata, arrivederci.